Ciao e benvenuto a questa nuova lezione di mattoscacco.com. Stiamo vedendo come poter iniziare a giocare a scacchi partendo da zero. Siamo arrivati alla sesta lezione e in questa lezione vediamo i principali principi, scusa la ripetizione, che stanno dietro il gioco degli scacchi. Abbiamo visto il movimento degli scacchi, i movimenti speciali di questi come l'arrocco, l'en passant. Abbiamo visto cos'è lo scacco e cos'è lo scaccomatto. Ora vediamo come poter riuscire a dare scaccomatto creando una partita che abbia un certo senso. Sicuramente, lo dico per esperienza personale, quando giochi contro un principiante che hai appena spiegato come funziona il gioco, quindi i primi principi e le prime impostazioni, questi principianti si fidelizzano, prendono simpatia su un particolare pezzo, probabilmente quello che hanno capito di più o quello che sta più simpatico per la propria formazione. Ho notato che le donne hanno una particolare simpatia per il cavallo, quindi quando un principiante si attacca ad un pezzo, continua ad usare solo quello. Per esempio, se uno si attacca al cavallo, continua a muovere il cavallo ovunque. Ma in una partita, se si continua a muovere sempre lo stesso pezzo, non credo che si possa fare molto. Per esempio, mettiamo caso che il bianco sia un giocatore inesperto e il nero sia un giocatore esperto. Il bianco inizia muovendo il cavallo, poi lo muove ancora, poi ancora. Prima o poi finiranno le case dove il cavallo potrà andare, perché il bianco sta perdendo tempo continuando a spostare il cavallo, mentre il nero continua a minacciarlo. E ora il cavallo bianco non può più muoversi, perché ovunque esso si muova viene catturato. Questo era solo un esempio di come bisogna muovere i pezzi con intelligenza. Adesso rimettiamo i pezzi al proprio posto e vediamo altre cose importanti. Quindi non devi basarti solo su un pezzo, quello che ti sta più simpatico, ma devi utilizzare tutto il tuo schieramento. Ma non devi per forza utilizzarlo tutto, devi utilizzare la parte che ti serve quando ti serve. Un altro errore banale che fanno sempre i neofiti è quello di spingere i pedoni, dimenticandosi dei pezzi. Io ti voglio ricordare che i pezzi hanno un valore superiore. Adesso vediamo questo valore dei pezzi, così in modo tale che ti possa rendere conto che i pezzi valgono di più dei pedoni. Per fare una stima numerica di questo valore usiamo un sistema decimale da 0 a 10 e vediamo ogni pezzo quanto vale. Questa stima è molto variabile, infatti se provi a informarti anche in altri siti internet potrai trovare dei numeri differenti, ma più o meno i valori sono questi. Allora, il pedone vale 1. Poi andiamo in ordine di importanza, quindi il pedone vale 1. Poi c'è il cavallo che vale 3. L'alfiere vale 3 o 3,15. Alcuni dicono 3,25, 3,50 eccetera. In ogni modo io ritengo personalmente che l'alfiere sia un attimino più forte del cavallo. Quindi comunque in linea di massima abbiamo detto 1, 3, 3, poi c'è la torre che vale 5. Qualcuno dice 4,5, poiché avere due pezzi tipo questi anziché la torre valga di più, quindi se abbiamo 3 3 vale di più di una torre. Ok, poi mancano solo i due pezzi principali. La regina vale 9, quindi è il pezzo più forte. Ovviamente è il pezzo più forte perché è quello che ha maggior libertà di movimento, può muoversi quasi dappertutto. E infine abbiamo il re. Il re non ha valore, anche perché avrebbe un valore tipo 90.000, perché se perdi il re
perdi la partita. Quindi è il pezzo che non diciamo che è il più forte, se prendiamo in considerazione il suo movimento, ma per quanto riguarda il valore intrinseco proprio della partita è il pezzo che va difeso maggiormente. Quindi una volta che sai i valori dei pezzi puoi giocare con criterio. Per esempio, non andrai mai con un cavallo a mangiare un pedone avversario sapendo che poi il tuo cavallo verrà rimangiato, poiché andrai a catturare un pedone, ovvero un punto, ma ne perderai 3. Quindi è un po' un gioco di matematica, se vogliamo, anche perché devi calcolare quanto guadagni e quanto perdi. Ovviamente più guadagni e probabili saranno le tue possibilità di vittoria. Quando diventerai un giocatore esperto noterai che il valore dei pezzi ha sempre in realtà meno valore, nel senso che puoi rimanere solo con pochissimi pezzi mentre il tuo avversario ha un intero schieramento, ma riuscire comunque a vincere la partita. Adesso però vediamo che i valori sono essenziali. Per esempio, se trovi una torre protetta e hai il cavallo qui, non dovrai esitare un attimo a catturare questa torre, poiché quando catturerai la torre ma perderai il cavallo non ti dovrai dispiacere di aver perso un pezzo, ma dovrai essere contento perché hai catturato una torre che vale 5 ma hai perso un cavallo che vale 3 con un guadagno netto di 2. Quindi sei in vantaggio anche qui. Devi fare sempre questi calcoli quando ragioni. Per esempio, puoi sacrificare, devi andare sempre a guadagnare, quindi se con un cavallo riesci a prendere un alfiere è guadagno, perché se l'alfiere vale 3,15 e il tuo cavallo vale 3, sei in guadagno di 0,15. Cambio. Molti evitano gli scambi, sempre per lo stesso principio che ti ho detto prima. Quando uno si simpatizza con un determinato pezzo, non lo vuole scambiare per niente al mondo, anche se c'è un forte guadagno. Per esempio, se uno si simpatizza sul cavallo, non lo dà via per la torre, anche se fossero 2 punti netti di guadagno. In realtà questo ragionamento è veramente sbagliato. Bisogna ragionare oggettivamente, solo così si riesce a vincere. Quindi i pedoni, che sono pezzi benissimamente sacrificabili, vedremo in seguito che appunto hanno inventato i gambetti, ovvero delle trappole fatte dai pedoni. Che cosa vuol dire delle trappole? Ovvero dei sacrifici volontari di pedoni per attrarre l'avversario in un determinato sistema appositamente studiato. In seguito vedremo bene questo concetto di gambetto, ma adesso ricordati bene del valore dei pezzi. Ogni pezzo ha un valore e devi giocare in base a quello. Ovviamente i pezzi di maggior valore, cioè la donna e le torri, devono essere riservati bene. Se inizi a tirare via la torre in mezzo quando ci sono gli altri tutti i pezzi sulla scacchiera, è altamente rischioso, perché la torre è un pezzo che facilmente viene incastrato nel traffico. Il traffico negli scacchi viene chiamato quando ci sono tanti pezzi sulla scacchiera, ci sono tanti pedoni e c'è tanto movimento. Per esempio alfiere qui, cavallo qui, questo qui si chiama traffico, quando ci sono tanti pezzi in gioco e la torre non sa più dove deve andare. Quindi la torre è facilmente incastrabile e ti consiglio di riservartela per il medio gioco o il finale addirittura.